Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Franco Tosini del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana. Questa mattina voglio farvi vedere questa prova in questo tunnel doppio in cui c'è un'unica varietà di pomodoro a grappolo, il Sonico, che è una varietà particolarmente performante, con una bacca ovviamente raccolta a colorazione rossa di circa 130 grammi. È una prova in cui andremo a testare appunto due tipi di coltivazione senza pacciamatura e con pacciamatura per vedere la quantità d'acqua che si andrà a consumare. Questa quantità d'acqua verrà conteggiata con opportuni contalitri, sia a sinistra dove non abbiamo il telo pacciamante che a destra, e verrà monitorato il consumo attraverso dei tensiometri digitali che ci permettono di indicare la percentuale dell'umidità del terreno. Quindi vi terrò aggiornati nei prossimi video come andremo. Già da una prima osservazione, un trapianto che è avvenuto a fine di marzo, la parte pacciamata sta consumando già 3/4 di acqua in meno rispetto a quella non pacciamata. Non facendoci mancare nulla, abbiamo messo un'ulteriore variabile che è quella che vedete qui. Vedete, c'è della fibra di cocco che abbiamo inserito, inglobato nel terreno. È una sorta di coltivazione ibrida tra il fuorisuolo e il terreno, in cui abbiamo appoggiato questo immerso, se così si può dire, questa lastra di fibra di cocco nel terreno. Ovviamente non c'è telo, quindi abbiamo uno spessore di questa fibra di cocco di circa 15 cm in cui le radici devono svilupparsi. Bisogna stare molto attenti nell'irrigazione, quindi dare poca acqua e in modo da stimolare l'apparato radicale che si sviluppi solo in quel spessore lì. Ovviamente questa tesi, questa prova, questa fibra di cocco l'ho inserita anche nella tesi pacciamata. Vedremo nel proseguo della prova cosa succederà. Quindi adesso siamo all'inizio, abbiamo già le prime impressioni, vi terrò aggiornato nel proseguo. Grazie mille, arrivederci.